Vai, vai, vai! E che cazzo! Ed ecco il Napoli, questo è il Napoli che vogliamo vedere, vai giù! Ma buonasera a tutti amici, da Napoli all'87 e Forza Napoles! Ancora un'altra vittoria, la conferma che il Napoli è tornato, vai giù! La zona Europa League è nostra attualmente, siamo al sesto posto in classifica, a meno 3 dalla Roma, anche se deve recuperare, ma stasera parliamo della partita, parliamo della prestazione che ha fatto il Napoli, gli abbiamo preso a pallonata, non c'è nulla da dire. Il Napoli ha dominato, secondo me, la partita per 90 minuti, gli ultimi 5 minuti abbiamo dormito, abbiamo regalato 5 minuti al Torino finali, dove ci siamo fatti segnare, come i polli, perché il Napoli quando cala di intenzione, quando pensa di aver già vinto la partita, 2-0 dice ormai è finita la partita, il Torino entra in partita proprio prima dei 5 minuti di recupero, fa il gol e poi ci mette in difficoltà proprio negli ultimi 5 minuti, rischiando anche di pareggiarla, vai giù. Cioè questo che dobbiamo migliorare, poi dobbiamo migliorare l'impatto alla partita, perché il Napoli quando ha cominciato la partita ha dato 2 occasioni da gol al Torino, clamorose, vai giù, perché non si può entrare in campo così, cominciare la partita con quell'impatto lì, perché il Torino poteva farci gol. Dopo viene fuori il Napoli, viene fuori la nostra qualità, Zielinski palla al piede, Lobotka che ha fatto un'ottima partita allargando il gioco, anche se deve migliorare, ma piano piano lo vedremo sempre meglio, perché deve integrarsi bene, ha poco minutaggio rispetto a Demme, ha giocato meno, però la qualità ce l'ha il ragazzo, perché ha fatto vedere un tocco e passava subito il pallone. Anche lui è un buon giocatore, è un ottimo regista, dobbiamo dargli tempo. Poi Zielinski ha fatto un partitone secondo me, personalità, qualità, allargare, passaggio di prima. Un'altra partita Fabian Ruiz ha fatto bene, anche se si è visto meno. Dei centrocampisti il migliore è Zielinski per la qualità che ha dato, per i palloni, mi è piaciuto tanto, si è mosso tanto. Poi in fase offensiva Milik, ma aspetto di più, ma aspetto che faccia gol, perché si è divorato almeno 2 palle gol. È vero, si è allargato bene, ha aperto bene gli spazi, si è inserito bene, però poi deve addrizzarsi i piedi e anche la testa, perché si è divorato dei gol, secondo me. Poi Insigne ha fatto un'ottima prestazione invece, perché si è mosso tanto, anche non trovando il gol. Mertens, è entrato Mertens, ha fatto subito un assist pennellato per Di Lorenzo, che finalmente fa il secondo gol, perché il primo gliela butta in bocca il portiere, ma il secondo si inserisce bene, si mangia il difensore centrale e la butta alle spalle del portiere. Grande gol di Di Lorenzo. Il primo gol di Manolas di testa su cross di Insigne, appunto Insigne non ha fatto gol ma ha fatto un assist pennellato per Manolas. Manolas di testa ha fatto un tiro in porta, una fucilata, Sirigu poteva solo rimanere impietrito per il gol, ma stasera hanno segnato i difensori Di Lorenzo e Manolas. Cioè veramente gli attaccanti non sono riusciti a fare gol, ma ci hanno pensato il terzino e il difensore centrale. L'importante è vincere, è vero, però non dobbiamo mai calare la guardia, perché abbiamo visto anche in 10 minuti di partita finali puoi pareggiare una partita. Il Napoli quante volte è calato e poi ha pagato, perché fin quando non fischia l'arbitro la partita non è finita e devi sempre giocartela, sempre giocartela. Il Napoli ha fatto la partita, ha creato tantissime palle gol, ha tirato molto di più del Torino in porta, per possesso palla che ne parliamo a fare. Abbiamo fatto la partita in tutti i sensi e abbiamo meritato la vittoria. Meritavamo anche la vittoria più di un gol di scarto, però il calcio è questo. Il Torino ha fatto 2 tiri in porta e ha fatto un gol. Il migliore del Torino Ansaldi, perché è quello che ha spinto tanto, Belotti che si è mosso. Poi il Torino non è che abbia fatto una grande partita, siamo stati noi a fare la partita. Tutti bene, Di Lorenzo è il migliore, Manolas anche, Di Lorenzo corre sempre per tutte le parti, Manolas grande partita difensiva insieme a Maximovic, bene anche Ospina, bene i centrocampisti. Ma oltre a Zielinski che ha fatto ancora una volta una grande prestazione, non poteva mancare Ciruzzo Mertens, ma come gliel'ha messa a Di Lorenzo, spettacolare, che assist a pennello, proprio gliel'ha appoggiata sul piedino, proprio ha detto valla a prendere e buttala dentro. Cioè, Mertens ne ha fatto gol, è andato quando è 15 minuti e ti ha fatto la differenza subito. Milik, mi dispiace per Milik,
Cioè, niente da dire perché comunque Milik i gol suoi li ha fatti, ogni 120 minuti un gol lo fa, per questo non c'è nulla da dire. Quando è il momento di Ciruz, deve entrare Ciruz e risolve lui. Ciro è entrato bene, ha fatto fare il 2-0 e ha chiuso la partita fino a quel momento, poi abbiamo rischiato nel finale. Bisogna migliorare l'impatto alla gara e poi quando abbiamo il risultato in mano, mai calare la guardia perché c'è sta pure l'avversario, non ti può mettere più il caffè, devi stare sempre attento, pure con il 2-0 in mano. Niente, Ospina ogni tanto si è addormentato, ma ci ha fatto cagare sotto veramente perché quando eravamo sul 2-1 si era addormentato con il pallone là, non lo so che stava facendo, pensavo che la partita era già finita pure lui. Queste cose qui ci siamo accorti. Politano ha fatto una buona partita anche lui, di corsa, sempre in avanti, indietro, è andato anche a difendere, a dare una mano in difesa, così come Insigne, così come Mertens, tutti gli attaccanti, anche Milik è sceso a dare una mano. Molto compatta la difesa, Manolas e Maximovic molto bene. L'unica pecca è il finale, che ci siamo addormentati un po' tutti e abbiamo subito il gol. Niente, vai giù, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto video in Napoliello 87 e arricciolate insieme a me i pensieri, perché non è teniamo i pensieri, ma è tenotore che lo fanno male le corna stasera. Proprio tutte e due le corna, di Lorenzo e Manolas. Manolas e di Lorenzo, perché ha segnato prima Manolas. Ma lasciamo stare. Ciao Manolas, lasciami la mano. Buonanotte a tutti amici, da Napoliello 87 e forza Napolese.